Operazione tamponi al via anche ad Arzignano, tende approntate dalle 8:30 del mattino fianco a fianco con i banchi del mercato. Giornata propizia proprio per intercettare il maggior numero di persone ed infatti nel giro di poche ore sono stati 170 i tamponi molecolari effettuati, numero significativo che supera peraltro quello di altre piazze vicentine dove si è già partiti. Da venerdì che abbiamo cominciato a Montecchio e addirittura stiamo già superando di molto i numeri qua. Sicuramente il mercato è una grossa attrazione. Esito entro un paio di giorni, ma quello dei tamponi diventa oggi più che mai un'attività di monitoraggio preventiva. Obiettivo individuare eventuali casi positivi da tenere sotto controllo dell'ormai diffusa variante Delta, come auspica anche una signora che ha scelto di fare il tampone. Tutti i paesi perché ce ne sono ancora, è l'unico modo per scovarli, quelli che sono positivi. Scovare, monitorare e tracciare la variante Delta o altre varianti diventa oggi prioritario. Vogliamo vivere un'estate più serena possibile, con prudenza però è quindi importante anche tracciare l'andamento, controllare l'andamento di questo virus che purtroppo non è sparito. Dal tampone al vaccino è l'ennesimo invito del sindaco ai recidivi del no vaccino a chi è ancora dubbioso. Invito soprattutto i cittadini ad andare a vaccinarsi. È davvero un'arma che abbiamo a disposizione per sconfiggere questo virus e quindi vacciniamoci per la nostra sicurezza e anche soprattutto per tornare il prima possibile alla normalità.